Presidente, oggi si inaugura il centro visite di questo complesso importantissimo non solo per Cividale ma per tutto il Friuli Venezia Giulia ed è la porta aperta alla valorizzazione dei siti UNESCO. Esattamente, abbiamo in questa regione, piccolina ma una regione importante, ben 5 siti UNESCO, da ultimo Palmanova. Cividale del Friuli è sicuramente una delle porte d'ingresso a questo patrimonio UNESCO e vogliamo continuare a valorizzarlo. Lo abbiamo fatto con investimenti importanti, oggi completiamo una parte del percorso e abbiamo già allocato le risorse per la progettazione per la parte mancante. Questo luogo in particolare, questo monastero, è di straordinaria importanza perché è una vera e propria stratificazione della nostra storia, dei Longobardi fino ai periodi storici più recenti. Ovviamente abbiamo la necessità di recuperare questo patrimonio e renderlo fruibile, anche per renderlo visibile e per far sì che questi patrimoni UNESCO siano davvero il nostro biglietto da visita quando vengono a visitare il Friuli Venezia Giulia. Una visita che domani porterà tutti i rappresentanti istituzionali e gli studiosi della rete dei siti UNESCO legati all'Italia Longobardorum per tutto il Friuli Venezia Giulia. Bisogna ringraziare il sindaco Ballock e l'amministrazione comunale che ha avuto quella capacità di leggere nella rete dei siti UNESCO la ricchezza di questi patrimoni, e quindi il fatto che da Cividale appunto questi studiosi, gli amministratori si spostino su Palmanova e su Aquileia è un segnale proprio di un lavoro di squadra, una sinergia che pagherà, anche perché questi patrimoni sono importanti e belli se riusciamo a renderli fruibili anche tutti insieme, visto che abbiamo delle distanze assolutamente percorribili e ragionevoli. Vedete, non toglie gli stabilimenti per cui deve lavorare a sgrotto al di sotto del